buco. Ma perché non fate un duo? Forse è meglio, c'eri Giorgio. Forse è meglio, no? Hanno deciso di formare questo duo e stasera ci parlano della coppia. Della coppia, come può essere interpretato? Le varie sfaccettature, insomma, diciamo che l'uomo dice una cosa e la donna interpreta in modo diverso, più o meno succede così. E viceversa. E viceversa. Ma vediamo. Dicono che quando noi diciamo sì intendiamo no, ma insomma, non sono proprio d'accordo con questa teoria. Diciamo. Non so se dire sì o no adesso, però vabbè. Allora, presentiamo Allen Thomas. Vediamo, guarda. Un applauso. Sostenete soprattutto i giovani. Bellissimi, non più tanto giovani. Ciao, sono Luisa, come va? Pronto Gianni? Ciao, sono Bullenza. Non immaginerai mai l'ultima. Mettiti comoda che ti racconto. Non è capito tutto quello che mi è successo questi giorni. Dai, andiamo al bar per una birra, te lo racconto. Per forza adesso. Coca, senza iniziamo. Allora, ho una notizia cattiva e una buona. Prima di tutto una notizia buona. E poi anche una cattiva. Allora, iniziamo dalla cattiva. Bullo si è licenziato dalla sua stessa azienda. Ma la buona, apri bene le orecchie, è che ha già trovato un altro lavoro. E che lavoro! Niente, praticamente, finalmente Babbo mi ha licenziato dal cantiere. La notizia cattiva è che ho trovato un altro lavoro. Dai, che sto scherzando, Gianni, mo ti racconto, dai. Ti informo che stai parlando con la futura moglie di un tipo di Hollywood! Praticamente stai parlando con il nuovo Rocco Siffredi. Ti spiego. Bullo alcuni giorni fa è volato a Los Angeles per le sue solite trattative con i più grandi ingegneri americani. Niente, siccome che ero senza lavoro, ero su internet, sono volato così per cercare offerte per viaggi. Niente, mi sono trovato un annuncio così per sputtanarmi la liquidazione di Babbo, Allora, dopo una giornata di meeting, convention, conferenze, sono andati a cena nel ristorante più lussuoso della California. E nel tavolo c'era niente po' di meno che Clint Eastwood! Mi sono visto questo annuncio di questo Mr. Clint. Praticamente vinci un viaggio e diventi una star. Bullo ha visto tutti i suoi film, è un grande intenditore di cinema, quindi hanno iniziato subito a parlare e poi sai Bullo col suo inglese fluente. Siamo già zicca, questo è americano, un minimo non ci capisco una mazza. Invece lo sa che era di Pirri. Ma come sì? I complimenti di Clint erano innumerevoli. Bullo ha un modo di fare che incanterebbe chiunque. E poi è bello, alto, muscoloso, insomma, classico attore di Hollywood. Gli ho mandato una foto a figura intera, mi ha ricontattato. No, mandami una foto a figura intera, non a mezzo busto. Mi fa un cazzo e gli ho detto, ma che era a mezzo busto, Pirresudo o tu? E mi ha detto, sei proprio l'uomo giusto, diventerai una star. Clint non ha resistito e le ha offerto subito la parte da protagonista nel suo prossimo film. Gianni, un film porno, ma te lo immagini? Il giorno dopo già sul set, ci diano a Pirri stesso. Non ci sono i palazzi di vetro. Sono entrato, era già pieno di milf mezzo spullicca. E poi in America non perdono tempo, non è mica come in Italia. Il giorno dopo Bullo, che aveva lasciato tutto il lavoro nelle mani di quel santuomo del padre, era già sul set per la prima scena. Gianni, dai, ma non sai cosa sono le MILF? Ma io porno non lo guardi mai, dai. Le MILF sono... come te lo spiego? Mamme buone di una certa età sono, dai. Allora, la coprotagonista è una certa Samantha Milf. Deve essere un nuovo talento scoperto dal grande Clint Eastwood. C'era questa tipa talmente brava, la chiamano Samantha. Nel senso della coperta. Gianni, non abbiamo soldi, mi dai che taglia a pizza. All'inizio Bullo era un po' titubante. Sai, non sapeva di dover fare una piccola e insignificante scena di sesso. Poi lui, fedele com'è, ho dovuto convincerlo io.
prima di iniziare tutte le verifiche del caso, roba seria, hanno preso la squadretta per misurare, no, hanno preso il metro per misurare. E niente, sì, alla fine lui, anche se alla prima esperienza si è dovuto adattare, e poi avevano tutte e due un intimo invisibile cinematografico. E me ne arriva questa Samantha nel letto, è iniziata a farmi di tutto, Gianni, e poi ho iniziato a fare di tutto anche io, non riuscivamo a smettere. Ci hanno messo ben 2 ore e 20 ciak, e tutto perché lei con la bocca proprio non ci sapeva fare. Non sapeva baciare. E dopo la bellezza di 6 minuti e 40 secondi se n'è dovuta andare. E allora io ero tutto contento poi. Oh Gianni, era il mio nuovo record. Meno male che Bullo è abituato nel suo lavoro a tirare per le lunghe. E mi fa la tipa, la prossima volta vieni più tardi. E boh, mi hanno detto alle 8 di andare lì, io alle 8 lì ero. E ma pensa che a questi americani piacciono i ritardatari. E poi per il resto scene d'azione, sparatorie, anche un po' violente, insomma, senza esclusione di colpi. E poi me ne è arrivato anche cosa? Mr. Clint mi fa, asco, prendi queste pastigliette che qua ne abbiamo per un paio d'ore. E i colpi da dare sono molti. E poi Bullo, con quella sua prestanza fisica, quei muscoli, ho quasi paura che me lo portino via. E poi mi fa anche, e mi devi dare anche 1.000 euro a pastiglia. Ci saranno bagaggi, cioè, ma asco, per fare il cinema questo è alto. Sì, è già parlato del cachet. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che siano 10 milioni di dollari. Che sogno che stiamo vivendo! Oh Gianni, prendo queste pastiglie e ho visto l'Anderson, ne ho preso 10. E lo so, sono 10.000 euro, ma nel giro di 2 secondi, pam! A Giumma mi danno un euro presidente. Alla fine Bullo era esausto. Pensa un po' tu, senza neanche una controfigura, ha fatto tutto da solo. Però ci tiri, oh Gianni, mi sono reso conto che avevo esagerato, non mi volevo più scendermene, mi hanno dovuto mettere da solo in una stanza un sacco di tempo, uno friuso. Il titolo del film? No, è ancora top secret, ma di sicuro sarà in 3D. Il gelo in una stanza in 3D, magari occhiali in 3D. 3D con su ghiaccio, ci puoi buffo, si può sgonfiare su più. Oh Gianni, non comprendi snuda come te sempre. Ma ciao, Salvari, ciao. Ciao, ti lascio che sono in ritardo. Ciao. L'inchino presi per mano. Sì, No, molto Alla fine farò pace. Sì, alla Cominciamo allora, ma voi siete una coppia anche nella vita? No. Sicuri? Thomas, No, vabbè. che risposta è? No. Nel senso no, c'è la mia ragazza. Vabbè, di No, no. perché- C'è la sua ragazza, io mi sposo l'anno prossimo, quindi proprio No, lo Quindi dico direi perché, di no. lo dico perché No. per Gabri e Chicca, nonostante abbiano vite separate, cosa continuano a chiedere? Sì, ma voi infatti, siete una anche io coppia avevo il dubbio, ma poi ho scoperto di che no. non sono una coppia. No, anch'io Vero, lì, no. Quindi no. adesso noi passeremo la maledizione su di voi. No, in realtà noi non ci piacciamo, no, per niente. Vedi, adesso litigano, non Esatto. vanno più per il laboratorio. Allora, Grazie, Thomas. grazie. Allora,